pezzo che sto facendo per il corso è esattamente quello che dovrei fare. Ma sono terrorizzata. Perché quel pezzo è reale, quello non è un personaggio. È la verità nuda e cruda, è la sacrosanta verità. Dio, ora sto pensando come un'autrice. Cioè, io di queste cose non riuscivo neanche a parlarne apertamente. Adesso eccomi qui, pronta a spogliarmi davanti a un bel po' di estranei, a condividere qualcosa di cui io mi vergogno profondamente. Non in senso letterale. Non credo nella novità, a meno che non serva nella storia. Ho paura che mi giudicheranno, ho paura che Sam lo scoprirà e farà una pazzia, ma io devo farlo, devo raccontare la mia storia. E se sbagliassi? Tante altre donne hanno la stessa storia e adesso potrei essere messa a capo di movimento, faccio da loro portavoce. Odio che Nick possa salire su un palco e parlare dei suoi problemi di stomaco senza diventare un modello per la bulimia, ma ogni volta che dico io qualcosa viene presa come e questo cosa ci dice delle donne? Ma questa è solo la mia storia e se sbagliassi Sally, non lo so, non puoi sbagliare Sally, ma non puoi nemmeno tenerlo per te Sally, perché questo fa parte di ciò che sei, il che rende quello che mi ha detto oggi la mia gente davvero una cosa deplorevole. Vendetta ragazzi, è solo un'altra stupida idea maschile di come siano le donne forti. Prendi una pistola, mettiti i tacchi a spillo e fatti una bella piega. Guarda come sei forte ora, Sally! Ed è una stronzata come questo lo è, perché è la cosa più terribile che abbia mai letto. Anzi, sai qual è la cosa più terribile? La parte peggiore, la cosa che mi sta facendo uscire di testa. Io sono davvero invidiosa della tua audizione, perché io non ho mai avuto un'audizione con dei registi per un lungometraggio, il che PS significa un film, e lo faccio da molto più tempo di te, e penso sarai d'accordo con me, sono molto più brava. Io ti ho creato. E onestamente, io sono davvero felice per te, io voglio che tu ottenga la parte, voglio aiutarti a imparare le battute e voglio aiutarti a migliorare la parlata, ma voglio solo che tu sappia che se davvero otterrai la parte, io diventerò almeno 100 volte più pazza di così, ok?